È l'ospedale Veneto, leader nei trapianti. L'ultimo, quello eseguito dal professor Gino Gerosa, ha permesso di trapiantare un cuore fermo da 20 minuti, aprendo così nuovi scenari importanti per la medicina. Eppure l'azienda ospedaliera di Padova vanta anche il primato di avere i sanitari meno pagati della regione. Sono almeno 30 anni in cui i medici di Padova e anche il personale viene penalizzato da una distribuzione dei fondi regionali che penalizza perché una voce importante del nostro stipendio, che è legato proprio all'incarico, alla carriera, questo rispetto ad altri valentissimi colleghi delle altre ULSS sono migliaia di euro in meno, e questo rende ancora meno attrattivo Padova rispetto agli altri ospedali. Questo ha portato negli anni ad una progressiva fuga di eccellenze mediche verso strutture private, a discapito quindi dei pazienti che si rivolgono a Padova e al suo ospedale proprio per la sua rinomata scuola medica. Per questo il dottor Giampiero Avruscio, presidente del Sindacato Nazionale dei Primari Ospedalieri, ha scritto una lettera al governatore del Veneto Luca Zaia per chiedere che gli stipendi dei medici padovani siano quantomeno equiparati a quelli delle altre USL. Una cosa che io ho chiesto in questa lettera è quello che si istituisca una commissione che vada finalmente con l'assoluta trasparenza però a vedere perché questi medici di Padova debbano guadagnare meno degli altri, perché c'è stata questa distribuzione dei fondi che penalizzi Padova.